Variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina vorremmo dire che non è che Montesquieu può valere a Catania e non valere a Palermo. Spieghiamo una delle tante assurdità del caso Salvini, della richiesta folle avanzata dalla Procura di Palermo di 6 anni di carcere per aver portato avanti la propria linea di contrasto all'immigrazione clandestina. Una delle tante assurdità sta nell'analisi comparata con un caso molto simile che aveva visto protagonista la Procura di Catania. Il caso è quello della nave Diciotti, precedente di circa un anno al caso Open Arms. Ora lo diciamo subito per i pignoli col sopracciò, non è un caso totalmente sovrapponibile, perché la Diciotti non è un'imbarcazione messa in mare da una ONG come Open Arms, ma è un pattugliatore della Guardia Costiera. Però la dinamica è assolutamente la stessa. Cioè la Diciotti rimane per giorni e giorni in stallo nel Mediterraneo, con circa 200 migranti a bordo. Malta litiga con l'Italia perché non vuole farsi carico dei profughi, nonostante sia il porto più vicino. Salvini, come era nel programma elettorale della Lega, come era nel programma concordato del governo giallo-verde, pone il problema in Europa, cioè chiarisce che è un problema di metodo, prima accordo sulla redistribuzione, poi sbarco dei migranti, e quindi blocca la nave, non fa scendere i clandestini. Dinamica e sostanza molto simili al caso Open Arms, esiti opposti. Anzitutto c'è addirittura una lettera del premier Giuseppe Conte e dei ministri pesanti a 5 Stelle Di Maio e Toninelli, che di fronte all'iniziativa della magistratura che indaga Salvini per lo stesso reato, sequestro di persona, si autodenunciano, spiegando che anche loro, se c'è un reato, l'abbiamo commesso anche noi, perché è una linea del governo, lo rivendicano. Cioè esattamente il contrario dell'atteggiamento tenuto su Open Arms, dove fecero ostruzionismo in diretta e poi in aula chiamate a testimoniare oscillarono tra un non mi ricordo e un è colpa di Salvini. È ovviamente diversa la contingenza politica, perché Open Arms avviene un anno dopo, le crepe nel governo giallo-verde si sono allargate e quindi viene comodo mettere nell'angolo quello che sta diventando un avversario politico. Ma la cosa veramente più istruttiva e clamorosa riguarda le indagini della procura. All'inizio in realtà indaga la procura di Agrigento, che appunto contesta il reato di sequestro di persona, poi c'è un rimpallo di competenze, la vicenda finisce a Catania e alla fine, attenzione, la procura di Catania, guidata dal magistrato Carmelo Zuccaro, cosa fa al termine delle indagini? Chiede l'archiviazione dell'accusa di sequestro di persona. Ma la cosa veramente interessante sono le motivazioni di questa richiesta. A detta della Procura di Catania, il ritardo nello sbarco della Diciotti è, virgolette, giustificato dalla scelta politica non sindacabile dal giudice penale per il principio della separazione dei poteri di chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti. Tra l'altro, aggiunge sempre Zuccaro, in un caso in cui, secondo la Convenzione internazionale, sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro. Cioè, non so se è chiaro, i PM di Catania archiviano alla fine l'accusa di sequestro di persona perché riconoscono che il fatto di non far sbarcare una nave di immigrati clandestini attiene all'autonomia della politica, non è qualcosa in cui può entrare la giustizia penale,
a causa di quell'ammenicolo, di quel dettaglio, di quel corollario in una società liberale, in uno Stato di diritto, che è il principio della separazione dei poteri, che scusate non può valere a intermittenza, non può valere per Diciotti e non per Opernams, non può valere a Catania e non a Palermo. Cioè il principio della separazione dei poteri fonda una democrazia liberale da secoli. Montesquieu non può valere a Catania e non valere a Palermo. Qualunque anche avversario intellettualmente onesto di Salvini non può che riconoscerlo. Grazie a tutti.